Con Silvio Vitelli facciamo un viaggio fra le grandi voci di artisti del passato. I loro aneddoti sono raccolti in un libro che si chiama Scrivimi. Vecchio scarpone, quanto tempo è passato. Una passione autentica per le grandi voci del passato. Le interviste raccolte negli anni non per essere pubblicate, ma per il solo desiderio di conservare un ricordo. Ed ora quegli incontri privati diventano un libro. Scrivimi, come il titolo del successo di Luciano Tajoli, il cantante preferito da Stefano Paggioro. I racconti di Carla Boni, Miranda Martino, Gino Latilla e molti altri, come Arturo Testa. Arturo Testa nel 1959 partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo. Quando ha iniziato a cantare la prima canzone, Né stelle e né mare, le signore delle prime file litigavano per le poltrone. Ha detto pensavo che lì fosse un posto dove ci fosse la massima attenzione da parte del pubblico, invece dice queste signore, io mi giocavo la carriera, dice queste litigavano per le poltrone, io tutto concentrato a cantare la canzone. Son qui fra le tue braccia ancora avvinta come l'edera. Quello con Nilla Pizzi è un altro dei grandi incontri messi nero su bianco da Stefano. Anche in questo caso non mancano le curiosità. Una sua cugina aveva trovato un giornale che pubblicava un bando di concorso per voci nuove. Ha recuperato una sua fotografia e ha iscritto la giovane Nilla. Lei con molto stupore si è presentata, ma era molto timorosa, però aveva una vocina interiore che le diceva «devi farcela». Si è messa di buon impegno e ha cantato e ha iniziato la sua carriera.